Benvenuti in questa recensione, tripla recensione della Old Friuli Ritorno al passato, un'altra nuova stagione dell'Old barra Bel Friuli, questa volta non su Farming 19, non su Farming 22, ma bensì su Farming Simulator 17. Guardate che kick aveva portato Happy Farming per questa serie, quello che viene considerato da Paolo il miglior farming di sempre. Come vi ho già detto, io credo che, vabbè, dico, è più un livello effettivo il mio, sono più legato al 19 per il fatto che io e Paolo diciamo che abbiamo condiviso tanti momenti su quel gioco, con quelle live e quelle serie, perché comunque è stato anche l'inizio del canale Happy Farming Day nel 22 settembre 2020, fra l'altro oggi è il 24, e quindi pochi giorni fa ci sono stati 2 anni, anniversario 2 anni di canale, quindi io non ho fatto nulla in fanpage come l'anno scorso perché non volevo essere ripetitivo, ti ho scritto solo un commentino a Paolo sotto il primo video che fece su Ischia Farm. Però diciamo che festeggiamo oggi, che altri 2 anni, però lo festeggiamo con una bella recensione tripla, dove c'è tanta carne al fuoco, un nuovo inizio, ritorno al passato ma un nuovo inizio. Allora, innanzitutto la serie si è aperta con una nuova operaia, cioè Barbara, tant'è vero che appena ho aperto il video mi sono un attimo confuso perché dicevo chi sarà mai questa voce? Ho pensato Ilaria, però no, Ilaria ha una voce leggermente, ha un tono leggermente diverso, invece alla fine era Barbara, una nuova operaia assunta da Happy Farming. Tra l'altro ha chiamato il cavallo Kingston, che deduco l'abbia preso da Eddie Kingston, e in più Barbara ci ha pure presentato agli altri suoi colleghi operai, Chris, David e Alex. Tra l'altro Alex aveva questo accento barese da Bari Vecchia, la leggendaria e unica, direttamente dalla leggendaria e unica Bari Vecchia, casa della signora Concetta, chissà se non è qualche figlio di Concetta oppure qualche parente perso, non lo so. Comunque, e poi insomma, tra l'altro anche Ilaria, io prima non l'ho nominata, anche Ilaria sarà in questa nuova serie, sempre con lo stesso ruolo che aveva nella scorsa, cioè come proprietario, anzi proprietaria dello shop. Passiamo adesso al secondo episodio. Un'ilaria che ha parlato con Happy Farming e ha detto una cosa intelligente. Ha detto che Happy Farming deve stare più attento con la gente con cui va contro, nel senso che Happy Farming, se ci facciamo caso, ha avuto in ogni serie sempre dei rivali. L'Inner Circle, eh, la signora Concetta, adesso ha avuto dei problemi con i messicani nell'ultima serie, quindi hanno dovuto spostare la farm qui. Insomma, sì, perché i messicani hanno invaso Farming 22 come i tunisini hanno invaso PES 6, quindi diciamo che potete immaginare la situazione qual è. Quindi, insomma, bisogna capire adesso come fare Happy Farming a ambientarsi in questa farm. Comunque, lei di solito fa discorsi sconclusionati, dei ragionamenti sconclusionati, però questa volta ha detto una cosa intelligente, aveva ragione, per la prima volta in vita sua. Sì, insomma, deve stare attento con i messicani. No, cioè, dico, ormai non sono più un problema, però deve stare attento alla prossima minaccia, quale sarà. In più, no, in più bisogna ancora capire dove sono Leslie Shaw e Ludmillo, che a quanto pare anche loro faranno parte della serie. Abbiamo visto i nuovi operai, i nuovi 4 operai, ma ancora non abbiamo visto i 2 capi operai, li possiamo definire, Leslie e Ludmillo, che sono... vabbè, noi possiamo, se dovessimo fare una, come posso dire, una piramide, avete presente quelle piramidi con i gradi, no? Happy Farming è in cima, Paolo, Happy Farming è in cima, è il capo di tutto. Nel gradino sotto ci sono Leslie e Ludmillo, che hanno proprio lo stesso ruolo, e sotto ancora ci sono tutti gli altri. Anzi, sotto c'è Ilaria e sotto ci sono tutti gli altri, secondo me.
che se Ilaria non è che fa parte del team Happy Farming, ma fa parte dello shop. Quindi da quel che ho capito lo shop fornisce i mezzi a Happy Farming, ma non è che fa parte del team, anche perché poi si devono pagare a vicenda, quindi non è che proprio fa parte del team. Comunque, ora passiamo al terzo e ultimo episodio. Innanzitutto mi ha fatto ridere che Barbara aveva come suoneria gli Evanescence, eh, top band fra l'altro di fine anni 90, inizio anni 2000. E comunque, sì, insomma, c'è stata questa chiamata tra Barbara e Ilaria, perché giustamente Ilaria ha ricevuto il numero dell'azienda da Happy Farming, però il telefono c'era non Happy Farming, ma c'era Barbara. Ehm, Però devo dire, Barbara si è comportata un po' da stronza con Ilaria, le ha risposto subito male senza che Ilaria avesse detto nulla di provocatorio nei suoi confronti. E di solito io Ilaria non la sopporto, è una persona di merda, ma in questo caso devo ammettere che il torto ce l'ha Barbara, perché, cioè, effettivamente Ilaria ha ragione, ha detto che è un po' acida, un po', diciamo, un po' che ha le sue cose, gli ha detto, eccetera, eccetera. Quindi questa stagione mi sembra che Ilaria si sia data un po' una regolata e che è Barbara quella un po' pazzerella in questa nuova stagione. Comunque, l'episodio mi è piaciuto molto, un episodio in notturna, poi Paolo o Happy Farming, chiamatelo come volete, sa quanto a me piace molto, insomma, l'atmosfera notturna su Farming, mi piace sin da Farming 19, ovviamente mi piace su Farming 17, anche sul 22, comunque a me la sera piace sempre. Poi su Farming i lavori di sera sono sempre belli, quindi mi è piaciuto questo episodio notturno. Tra l'altro Barbara non ce la faceva più perché erano le 22. In più si è lamentata, ha fatto un po' la complottista dicendo ah, gli altri sono seduti sul divano, io sono qui a lavorare, vedremo se alle 11 posso andare. Un po', diciamo, troppo che si lamenta. Cioè, Barbara, questo è il tuo lavoro e sei pagata per farlo. È il tuo dovere. Non è che te l'ha chiesto qualcuno, è quello che devi fare tu per, per tirare avanti. Ma mi sta un po' sulle palle sta Barbara, vi dico la verità. Aveva cominciato bene nel primo episodio, però dal secondo in poi, anzi dal terzo in poi, ha un po' cominciato a, insomma, dire cose un po'. Ora, comunque, vedremo come si svilupperà il tutto. Tra l'altro, vorrei aggiungere una cosa, e di Farming è un attimo interrotto, cioè interrotto, è un attimo uscito dal personaggio, ringraziandoci del supporto che gli stiamo dando su Farming 17. Io mi sento di dire, più che altro grazie a lui, che sulla community di Farming Italia porta qualcosa di nuovo, nel senso di nuovo. Farming 17 è un gioco vecchio, però si distingue, si distingue dalla massa per portare Farming 17. Tutti portano Farming 22, fanno i soliti video, i soliti test mod, le solite mappe inutili, tra l'altro. E invece Happy Farming con Farming 17 si distingue da tutti, fa una serie recitata su Farming 17, ragazzi. Quindi tanto di cappello, siamo noi a ringraziare te, caro mio Happy Farming, e niente, insomma, non ho altro da aggiungere. Poi l'episodio si è concluso con Barbara che ci ha chiesto, secondo voi Happy Farming, anzi Ilaria è innamorata di Happy Farming? E guardate, io penso che Ilaria non ama nessuno quanto ama Sasha Banks, però mai dire mai. Tra l'altro le love story sono state pazze qui in questa serie, basta pensare nelle scorse stagioni la love story tra Concetta e il Reverendo. Ecco, il Reverendo, un altro dei top rivali storici di Happy Farming, insieme all'Inner Circle e a Concetta, o anche per esempio Pino Esposito, che poi alla fine si sono alleati insieme all'Inner Circle e Happy Farming perché era tornato Hill contro Ludmillo e Leslie, hanno finto la morte di Ludmillo e Leslie, mamma mia, peggio, cioè no, peggio è bella come serie, però a livello di colpi di scena, cioè, cazzo, neanche nelle telenovele colombiane, cioè, pazzesco. Bene, ora se volete sapere di più, mi raccomando, seguite la serie,
seguitelo su Twitch, seguitelo su YouTube. Provate i nuovi alert che funzionano, quindi se avete punti su Twitch spendeteli provando i nuovi alert. E ci vediamo alla prossima.